Giuseppe Valentinelli nacque a Ferrara il 22 maggio 1805 da Francesco Valentinelli e Maddalena Caccianiga, milanese. Il padre Francesco era un famoso avvocato e autore di importanti saggi giuridici. Nel 1808 si trasferì con la famiglia a Padova ed in seguito fu creato da Papa Pio VI avvocato di corte e conte palatino. Nel 1820 morì il padre di Giuseppe, che proseguì gli studi liceali in seminario maggiore a Padova, diventando poi sacerdote nel 1829. Nonostante gli impegni come coadiutore in varie parrocchie della diocesi, si interessò alla poesia e letteratura latina con traduzioni e componimenti. Perfezionò la sua conoscenza in teologia e filosofia e si dedicò anche allo studio del francese, dell'inglese e del tedesco. Il 21 settembre 1832 il vescovo di Padova Modesto Farina nominò Giuseppe Valentinelli cappellano nella parrocchia di Sant'Andrea di Villa Estense, ma in questo periodo non risulta documentazione del suo ingresso ufficiale a Villa, nonostante la sua famiglia già possedesse dei beni in questa località. Il 18 dicembre 1834 Valentinelli si laureò in filosofia e venne nominato subito assistente universitario. Il 19 giugno 1835 si laureò in teologia, ma già si era impegnato nella composizione in latino e italiano, di poesie e brevi trattati. Durante le vacanze autunnali iniziò a viaggiare. Nel 1835 si recò in viaggio di studio a Roma e Napoli. Nel frattempo già si era diffusa la sua fama di giovane e promettente studioso, per cui cominciarono a pervenirgli attestati di iscrizioni ad accademie. Nel 1833 fu nominato socio dell'Accademia dei Concordi di Bovolenta, in provincia di Padova. Nel 1834 dell'Ateneo di Treviso e dell'Accademia Patavina di Scienze, Lettere ed Arti. Il 28 dicembre 1835 divenne socio dell'Accademia dei Lincei in Campidoglio. Sempre nel 1835 il vescovo di Belluno lo nominò insegnante di filosofia nel seminario della diocesi. Nel 1838 il vescovo di Padova, Modesto Farina, lo richiamò in città per assegnargli la carica di bibliotecario del seminario. In questa biblioteca Valentinelli provvide a riorganizzare il patrimonio librario e i cataloghi secondo i più moderni criteri. Con il consenso del vescovo iniziò a viaggiare in tutta Europa per esaminare gli ordinamenti delle altre biblioteche ed acquistare libri antichi e moderni e periodici scientifici al fine di incrementare le collezioni della biblioteca del seminario. Questi viaggi e la conoscenza di lingue antiche come il latino, il greco, l'aramaico, il caldeo ed il siriaco furono determinanti per fargli ottenere l'incarico di vice bibliotecario della Marciana di Venezia nel 1841. Il 14 settembre 1847 partecipò al IX Congresso Scientifico Italiano in Venezia. Contemporaneamente scrisse degli epistolari di viaggio, effettuò studi sugli incunaboli e note sulle antiche iscrizioni di Este e nel 1851 un'importante descrizione dei circa 500 reperti rinvenuti negli scavi archeologici di Vallonga del Grande, nel Padovano. Fu in corrispondenza con i più importanti eruditi bibliotecari europei. Nel frattempo, nel 1846, diventò bibliotecario alla Marciana, carica che ricoprì fino al 1874. Tra le sue opere più importanti, nel 1854 comparve a puntate su una rivista austriaca un lavoro sul patriarcato di Aquileia. Nel 1855 è la bibliografia della Dalmazia e del Montenegro. Nel 1861 la bibliografia del Friuli. Nel 1864 al 1866 venne pubblicata su una rivista bavarese la Regesta Documentorum Germanicae, storia che fu poi riunita in 6 volumi. Altro suo importante lavoro in 6 volumi fu la Bibliotheca Manuscripta ad Sancti Marci Veneziarum, pubblicato dal 1866 al 1874. Solo negli ultimi anni della sua vita divenne un assiduo frequentatore della sua villeggiatura di campagna di Villa Estense e qui morì il 17 dicembre 1874.